senza filtri né censura. La tua radio. Ragazzi, io vi devo dire che sono ancora scandalizzato, cioè sto ripensando a quella scena in cui mangiate il panino con la farina di grillo, cioè siete veramente dei pazzi. Marco, la devi smettere di mettere i beep a cazzo. È inutile quel beep che hai messo su Spotify. Ragazzi, non fatemi chiudere la trasmissione che vi rapizzo e vi fanculizzo tutti. Tipo, non ti permettere a dare quella schifezza a mio figlio, ok? Maledizione! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi io credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. Che i nostri tre principi principali sono la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti. Buonasera cari amici ascoltatori, anzi buona Schlein a tutti. Bentornati qua su Radio Libertà. Può essere un buon che cazzo ridi? può essere un buon modo per salutare d'ora in poi. Buona Schlein a tutti. Buona Siamo Schlein a tutti. tornati qua in onda su Radio Libertà, pronti per farvi compagnia fino alle 9. Qui con voi c'è sempre Gazzi insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. Al buon Vittorio. Buonasera. Vittorio Las Mujeres e poi Luca Scognamiglio. Buonasera a tutti. Ed è venuta a trovarci anche Anna Carozzi. Buonasera, ciao. Ciao. Allora, la notizia della settimana qual è? Anzi, il personaggio del momento. Chiacchierato. Posso dire una bocca di cosa? tutti. Finalmente una sigla non perseguibile penalmente. Aspetta quella di Marco. settimana prossima. Infatti ho Scogna. paura. Allora, Marco, concentrato. Il personaggio del momento chi è? Piantedosi. Il ministro Piantedosi. Ripetilo. L'illustre ministro Piantedosi. Wow. Piantedosi. Piantedosi. È un bel nome comunque. Sì. Orecchiabile. Ho la pelle d'oca quando pronunci Piantedosi. Piantedosi. E perché Che cosa ha è fatto il personaggio Piantedosi? del momento Che cosa ha fatto Piantedosi? C'è stata una polemica a Milano perché praticamente si parla di riconoscimento, registrazione all'anagrafe di figli delle coppie gay e il dottor Piantedosi, ministro dell'interno dell'attuale governo Meloni, ha ribadito quella che è la sacrosanta legge, ovvero i figli delle coppie gay non si iscrivono all'anagrafe. E ci voleva un po' di normalità in questo paese. Però il signor Sala, sindaco di Milano, si è ribellato. Avallato da Vittorio Le Donne. Vittorio Le Donne. Perché Vittorio, secondo te, è sbagliato? Vabbè, non entriamo nel tecnico se è giusto o non è giusto che il dottor Piantedosi abbia impedito questa cosa. Vittorio, secondo te, perché invece si dovrebbero riconoscere e registrare all'anagrafe i figli delle coppie gay? Allora, innanzitutto, con tutto il rispetto per il Bene, dottor Vittorio, Piantedosi, grazie per il tuo contributo, Vittorio. Passiamo all'opinione di... Tu sei favorevole o contrario? Io sono con Vittorio. Grazie anche al tuo contributo. Perché Marco Rubeo ha fatto bene il signor Piantedosi? Perché ha fatto rispettare la legge. Semplice. Come disse il Vate Vittorio Sgarbi, la legge non è sacra. La legge non è sacra. Come disse il Vate Mario Giordano, la legge è sacra. La legge non è sacra. La legge è sacra. Assolutamente no. Tu No, la legge non è sacra. Posso approfittarne per mandare a cagare Mario Giordano e Marco Rubeo. Sono d'accordo che la legge non sia sacra, ma in questo caso sì. In questo caso assolutamente Visto non che è siamo sacra. democratici, c'è la libertà di parola, tutti a differenza di quelli che sostengono invece queste battaglie ideologiche del cavolo. Prego, Vittorio. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Questi qui sono dei figli che hanno una famiglia. Non riconoscere il fatto che questi figli non siano i figli dei loro genitori, che siano due donne, due uomini. Genitori.
sono i loro genitori, perché un genitore non è chi Non ti mette al mondo, interrompere è chi fa Vittorio, il... Marco. bravo, grazie, grazie dottor Mi è Scognamiglio. sempre un piacere. Lo so bene, signor Scognamiglio. Comunque, cominciamo benissimo. Quello che stavo dicendo è, un genitore non è quello che ti dona lo sperma per metterti al mondo, cioè è qualcosa di più. Il genitore è chi cresce un figlio, chi gli dà amore, chi Scientifico. Ma la scienza non c'entra un cazzo nell'educazione di un figlio, dai ragazzi, su. Loro sono a tutti gli effetti i genitori di quel bambino. A tutti gli effetti no. Sono a tutti gli effetti, sono di fatto i genitori di quel bambino e come tutti gli altri figli meritano di avere gli stessi diritti. In questo modo li stai discriminando, non c'è altro da dire. Certo È d'accordo con me, Scognamiglio? Certo che li discrimino, perché è un caso Sono completamente d'accordo. Allora, lasciatemi dire, il modo nel quale vengono concepiti è un modo che può essere messo in discussione, è giusto che venga messo in discussione ed è giusto che ci siano dei dibattiti seri sulla maternità surrogata. Ma quello ci torneremo dopo. Sì, ma infatti non voglio entrare nel tecnico, voglio solamente dire che è giusto parlarne ed è giusto che ognuno abbia la sua visione su questo tipo di E qual è la tua? Non parliamone. No, qual è la tua? Spiegaci. Quello che voglio dire è che questi bambini esistono, questi bambini ci sono, questi bambini hanno una famiglia. È abbastanza assurdo impedire che con una norma, con una legge stupida, che non possano essere riconosciuti parte di una famiglia, non possano essere registrati all'anagrafe di un comune. Ma si sta facendo politica sulla pelle dei bambini e chiunque la faccia sbaglia. Ma scusa, Chiunque la non è faccia. che se io e te domani adottiamo Gaz possiamo spacciarci per genitori di Gaza e allora dobbiamo obbligare lo Stato italiano a riconoscere che io e te siamo genitori di Gaza? Ma se sono un minore, un conto sono maggiorenne, potrà anche Ma essere anche da d'accordo. minore, che dici? Però bisogna anche un attimo distinguere le cose, perché un conto è la registrazione, la trascrizione delle applicazioni, eccetera. Un altro invece è la maternità surrogata. Un altro discorso ancora è... Esatto. Cioè, sono tre discorsi secondo me. Perché è proprio quello il punto. Io non parlo di maternità surrogata, Ma è quello il discorso di Piantedosi, che Piantedosi vuole far rispettare la legge, ovvero impedire che vengano registrati figli comprati con la maternità surrogata. Ma è controproducente questa cosa, esistono, di fatto esistono perché ci sono paesi, esistono perché ci sono paesi che lo permettono. Esatto, ma se ci sono paesi che lo permettono, qual è il problema? Se in un paese viene considerata legale la schiavitù, non è che allora se io mi compro uno schiavo e me lo porto in Italia, stai zitto Scognamiglio, stai zitto Scognamiglio, allora è la stessa identica cosa. Se io vado in un paese dove è consentita la schiavitù e mi compro uno schiavo e me lo porto in Italia, non è che allora l'Italia si deve adeguare al fatto che in un altro paese mi venga consentito di acquisire uno schiavo. Tu puoi avere uno schiavo. Sì, ma non lo posso portare in Italia e non devo pretendere che lo Stato italiano è la stessa identica cosa. Nei fatti è la stessa identica cosa, perché come io nella schiavitù ti compri un maggiorenne, in questo caso ti compri un minorenne, è la stessa identica cosa. Ma innanzitutto diciamolo, non è che lo decidi tu se ti prendi un maggiorenne o un minorenne, cioè la tratta degli schiavi prevedeva anche soprattutto minori, quindi sei abbastanza impreparato. Ma voi siete a favore o contro la schiavitù? Parliamo di cose serie. Se è volontaria, io ti dico, se è volontaria, una persona decide di vivere sotto un'altra persona, io sono anche favorevole. Ma me lo stai chiedendo a livello sessuale o a livello... Come si fa ad essere favorevole alla schiavitù? Qualsiasi tipo di livello. Le risposte possono essere diverse in base alla tipologia di schiavitù di cui stiamo parlando. Ma dai, Gazzo, cioè, tu stai parlando, se una persona è d'accordo, è volontaria, tu ti metteresti contro? Alla schiavitù.
Se uno è d'accordo, Per scusami. me è un cretino, ma io non è che sono d'accordo. Appunto, per te è un Non è- cretino, ma ma non è che se puoi lui è d'accordo impedirgli di alla vivere la schiavitù, sua vita allora io come sono d'accordo vuole. con lui per forza. La schiavitù Tu sei è un il socialista, Gaz, sei un socialista, Ho vuoi anche, mettere la tua ho morale anche, sopra ma sulla ho vita anche, degli ho anche dei altri? difetti. Cioè, No, io però restiamo nel tema, quello che contesto della alla fine maternità è surrogata. il principio, perché poi il problema è il principio che sta passando, quello della maternità surrogata. Secondo me non è normale vedere una piazza piena invocare o comunque essere a favore di una maternità surrogata, perché questa pratica è una pratica malata, perché fra un po' noi arriveremo veramente a un punto in cui ci saranno i supermercati di bambini come se fosse ormai una normalità e, Cosa pensi, e ci Vittorio, dei sarà supermercati di bambini? Vittorio è favorevole probabilmente, è veramente, Tu vai cioè, alla Coop una roba sullo squalida, scaffale. perché tu vai alla Coop, vedi un po' come quando tu ti costruivi Lego, no? Vedi il bambino, allora come lo vuoi? Con gli occhi azzurri, biondo, alto 1,60, 1,70, poi a 18 anni magari poi crescerà 1,80, eccetera. Te lo scegli in base a quelle caratteristiche. Per me è uno schifo questo, perché Ed è lo stesso principio piuttosto non fai figli. dell'utero in Ma per me è E uno oltretutto, Gaz, tu che dai. sei liberale dovresti essere contrario a queste cose, Ma, perché ma contrario, perché ma la madre è perché? quella che mette al mondo il bambino e poi lo vende, anzi è poi costretta a venderlo, perché lì arriva una limitazione delle sue libertà, perché nel momento in cui lei mette al mondo un bambino, poi quel bambino le viene tolto È un e no, contratto, lo sceglie. Appunto, è che un contratto, schifo un un par di palle, contratto, un no, contratto a adesso. parte che non si può fare un contratto del genere, perché non puoi avere un bambino come E oggetto di una poi, se lei compravendita. poi volesse In riavere Italia no. No, in per generale non favore, puoi avere un se bambino poi come oggetto In di una Italia poi no, compravendita. d'altra No, parte in non sto dicendo in che è giusto o che è generale, sbagliato. nella legge europea continentale, se nella poi civil lei- law, non si può. se poi lei continentale. Ma perché tu non sei un cazzo di legge, è Ma normale. cos'è? Nella tradizione della legge europea continentale, detta anche civil law, non puoi avere un bambino come oggetto di un contratto di compravendita. e poi Europea, quindi giurisprudenza europea, giurisdizione europea. No, non è giurisdizione, è la tradizione giuridica, è un'altra cosa. Comunque, quello che stavo dicendo è che poi la cosa, una delle cose ancora peggiori di questa pratica è che comunque la cosa assurda è che se la madre lo volesse riavere indietro, il figlio non potrebbe più riaverlo. Non potrebbe più riaverlo perché ormai quel bambino ormai è andato, e allora questo fa veramente schifo, è una pratica veramente fa schifo. E fa schifo, lasciatemelo dire, anche chi ha partecipato a quelle manifestazioni invocando la maternità surrogata. Se noi prendiamo, poi questo è anche un altro discorso, però se noi prendiamo, qualcuno di voi ha dei cani. No, perché odio i cani. No, Hai dei no, cani? scherzo. Sì. Voglio bene i cani, ma Hai sono dei cani? allergico. Io sì. Hai dei cani? Vito hai dei cani? No, in realtà mi è morto qualche anno fa, quindi Mi no. dispiace, lo volevo. Mi dispiace. A che età avete preso i cani che avete No, ma preso? non c'entra. Ma dai, ma cosa senso dove vuoi andare a parare? Qui stiamo un po' divagando. No, ascolta. Quanti anni aveva il tuo cane quando l'hai preso? Neanche un mese. Neanche, era un cucciolo, non era dire cazzate, Giuro, neanche un è mese. un colatello. Allora, i cani non possono essere acquistati se non dopo 2 o 3 mesi, adesso non ricordo esattamente, e c'è un motivo. C'è un motivo perché comunque devono stare con la madre, quindi con una figura materna, lasciamo stare la figura paterna, però almeno devono stare vicini alla madre, devono stare con la madre fino a un certo mese, fino a un certo anno di età. Ecco, io non capisco perché poi questo principio non valga per i cani, ma non valga per i bambini. Questo per dire che comunque un bambino non ha bisogno di questi supermercati, ma ha bisogno di una figura materna e di una figura paterna. Hai finito la possano... supercazzola e leggilo da scrive un ascoltatore. Comunque voglio precisare, sono contrario all'utero in affitto. Bravo. Allora, un ascoltatore. Raga, qualcuno lì ha bisogno di chiarirsi le idee. Comprare bambini è un abominio e vuol dire utilizzare le donne come fattrici. Ma è una sua idea come una tua idea, non potete impedire la libertà di una donna di fare quello che vuole con il proprio corpo. Della donna? Ma dov'è la libertà della donna? Ma è una sua libertà, se vuole. No, perché tu No, vai a non sfruttare delle tu vuoi donne. imporli, Gaz. No, tu vai a sfruttare delle donne che sono in difficoltà economiche, perché guarda caso poi se guardiamo nel tuo paese preferito che è l'Ucraina, vediamo che lì la maternità surrogata è all'ordine del giorno ed è un business, ma non è un business di qualche migliaio di euro,
è un business di milioni di euro che va lì. Paese E molto non più adesso, dimostra di essere molto più avanzato di del quel paese di al Pae- massimo di vecchi Ma smettila, fattori che è la smettila. Russia. Ma parliamo anche della corruzione che c'è in quel paese e parliamo anche delle situazioni di povertà che ci sono in quel paese, che poi spingono molte donne, alcune a prostituirsi, altre a scappare, Scelte legittime. ma dai, e altre a fare questa pratica abominevole della maternità surrogata. Allora, Oh mandiamo mio la prima Dio, canzone. mandiamo la prima canzone, The dai. Doors con Peace Frog. Rieccoci in onda. Se volete intervenire, vi ricordo di chiamare allo 02 9294 7222 o WhatsApp 346 642 7756. Fateci sapere che cosa ne pensate della maternità surrogata e di queste altre pratiche abominevoli. Che dici, Vitto? Dicevi? Dicevo prima che qualcuno mi tolga il microfono facendo lo stronzo come al solito. No, calmi. Dicevo, tu vuoi imporre per principio qualcosa che è una tua idea, tua, a qualcuna. No, tu non puoi decidere per una. Parlavamo di parlare sopra, giusto? Dai, ognuno dice le proprie cose e poi si finisce, dai. Stavamo dicendo, prima dell'interruzione del coordinatore, stavamo dicendo, tu vuoi imporre una tua idea, soprattutto perché tu, non essendo una donna, tu certe cose non le puoi neanche capire giustamente. Vuoi imporre qualcosa che stando alla tua morale ad altre persone. Questo è quello che ti sto contestando, caro Gaz. Ma cosa vorrei imporre? Di non poter fare non permettere a una donna di fare quello che vuole con il proprio corpo? Di non poter vendere un figlio. Di non poter essere produttrice, mettiamola così, di non poter vendere un figlio. di un essere che respira e metterlo in un supermercato in modo tale che poi possa essere acquistato. Non è il fatto di un'idea che io voglio imporre, è semplicemente una pratica schifosa, ma è una pratica schifosa per diversi aspetti, sia per il bambino perché viene messo praticamente in un supermercato quando non è ancora cosciente, sia anche per la donna, perché non sono donne tanto libere
che stanno bene, che si godono la vita e che allora decidono: facciam parte di questo supermercato internazionale, mettiamo al mondo, sforniamo figli come se fossero come delle brioche e siam tutti belli contenti. No, lì c'è sfruttamento. Lì ci son donne che si trovano in una situazione di povertà e vedono in questo l'unico modo per restare a galla e arrivare a fine mese. E questo è il vero schifo che c'è dietro a tutta questa pratica, al di là dei principi, delle questioni pro vita che portano a certe associazioni, su cui io posso essere anche d'accordo, ma la vera schifezza è questa. Guarda, Cioè, dimostrami che tutto quello che ma, stai dicendo cosa avviene solamente per le donne che sono in stato di povertà assoluta. basta vedere cosa accade nella fantastica Ucraina, come si Grandissimo voglia chiamare. paese. Insomma, e si vede certe situazioni di disperati, non sono situazioni normali, questo è quello che dico. Sì, ma io E vedere poi perdonatemi, io vorrei dire una cosa, Gaz. Secondo me non è una questione di sfruttamento di una persona disperata, cioè anche se questa qui fosse una miliardaria e anche se fosse una miliardaria per cosa sua volesse comunque mettere in vendita un figlio, D'accordissimo, per me sarebbe d'accordissimo. comunque grave, È cioè non è comunque che uno c'è schifo, è l'aggravante, comunque uno cioè schifo. non è solo la questione dello sfruttare una persona in difficoltà, è proprio sbagliato il concetto che si metta in vendita un figlio. Assolutamente vero, perché sennò dicevo arriveremo al punto in cui sarà normale andare non all'Esselunga, ma vai a un Su altro Amazon, supermercato, ma o se no su Amazon e ti ordinerai un bambino sulla base dei requisiti: che occhi vuoi, che capelli, che colore di capelli vuoi, se vuoi occhi a mandorla, vuoi occhi normali, vuoi gli occhi tondi, se vuoi il bambino bianco, nero, giallo, un po' rossiccio, cioè veramente arriveremo a quel livello lì e sarà normale perché la gente non li descrivo, però quelli che sono andati in piazza a chiedere anche queste pratiche schifose insieme alla buona Schlein che era lì e per loro è tutto normale, per loro il nostro futuro deve essere così. Noi invece che siamo forse e mi ritengo di essere un po' più sano di quelle persone lì, noi invece vogliamo un futuro invece dove il bambino o la bambina possono crescere con la madre e col proprio padre, poi che magari non ci sia il matrimonio perfetto, su quello siam tutti d'accordo, perché poi oggi arriva le obiezioni anche da quel punto di vista, però il bambino deve crescere con una madre, con un padre, non in un supermercato, non deve essere acquistato in provetta e deve crescere sano. Questo è quello che dico io. Definiscimi comunque la definizione di padre e madre per te, Gazzo. Figura paterna, figura materna, cosa che devo dire. Abbiamo una chiamata, prego. Sarà il buon Nick? Sì. Ah no. Buonasera ragazzi, Buonasera. sono Buonasera. Alessandro da Bologna. Buonasera. Buonasera. Come state? Bene, lei? Bene, bene, grazie. Allora, io volevo dire la mia per quanto riguarda questo fatto di poter inseminare una donna, anzi inseminare un ovocita, mettere questo embrione in una donna che sarà la fattrice e poi fare in maniera che questa donna, come posso dire, dopo 9 mesi faccia nascere un bambino. Sì. Okay? La questione, secondo me, è molto rilevante e stiamo andando verso quella situazione, è che in realtà se la persona viene comprata e viene venduta, ci sono una serie di questioni, cioè se io ho acquistato da un catalogo così come capita nell'est Europa e in altri paesi anche occidentali, ho acquistato un bambino e ho scelto ad esempio un determinato donatore, okay? E l'ho voluto alto, biondo e con gli occhi azzurri, l'ho pagato di più perché era laureato e quindi pensavo che a quel punto il bambino sarebbe stato più intelligente. L'ho pagato e poi mi esce un bambino giallo, con i tratti cinesi. Io non lo voglio. Io ho pagato, come dite a Milano, pago pretendo. Okay? Cioè, ho pagato, non mi è stato dato quello per cui ho pagato. Chiede il rimborso. Chiede il reso, fa il reso. Soddisfatti o assolutamente rimborsati? sì, però ho reso di una persona, non ho reso di un oggetto. Esatto. Su Amazon, se io compro uno smartwatch e mi arriva rigato, mi arriva rotto, cosa faccio? Io lo prendo, giusto? Esatto. E se il bambino mi arriva down, mi arriva con la spina bifida, io non lo voglio. Non ho pagato per
quel tipo di prodotto. Gli ho pagato per un'altra cosa. Ha colto Quindi in perfettamente realtà il punto. anche in quel caso si è reso. Cioè, mi sembra che siamo oltre l'uomo, oltre l'umano, e siamo alla compravendita della vita. Ecco, questo lo trovo particolarmente sbagliato. Esatto, ha descritto perfettamente la situazione. Ma in realtà Questo la non- situazione come c'entra rispondi, veramente Vito? poco, cioè noi stiamo parlando di un'opinione che ognuno ha in merito singolarmente. Non mi sembra che in Italia sia ancora legale l'utero in affitto. Ah, per fortuna che no. No, Però solo in stiamo Italia, però parlando basta di... andare in Est Europa, è possibile, ci sono fior di cliniche che lo fanno, ragazzi. È oggettiva la cosa. No, ma non è il una discorso è un altro. paranoia mia. È oggettiva la cosa. Stiamo Quindi- parlando Cioè, pure di non è bambini che... una cosa fantascientifica, è una realtà. Scusi un attimo, stiamo parlando di due, comunque la questione fondamentale è di due genitori che hanno un figlio e si vuole impedire a uno di quei due genitori di poter essere genitori, e questo è il punto, secondo me, da centrare. No, Prima stiamo parlando della maternità. Stiamo parlando di surrogata. molto di più. Stiamo parlando di persone che pensano che un figlio sia un diritto. Il figlio non è un diritto, il figlio è qualcosa che può arrivare oppure no. Quindi se io voglio che il figlio diventi un diritto, io lo compro, e a quel punto, se non sono in grado per qualche motivo di averlo, compro l'ovulo da una donatrice, la bombardo di ormoni, prendo l'ovulo e lo innesto su un'altra donatrice che farà da fattrice rispetto a quello che poi diventa un embrione e che sarà mio figlio. Non solo, io a quel punto il bambino l'ho scelto secondo determinate caratteristiche e non è una fantasia, sono andato a sceglierlo, e visto che non ho badato a spese, perché se avessi voluto risparmiare mi sarei accontentato di un bambino anche più bruttino, tipo peloso, una roba così. Invece non ho badato a spese, l'ho voluto con le caratteristiche che dicevo io e anche molto intelligente. Avendo pagato, io voglio ciò per cui ho pagato. Assolutamente, ha colto perfettamente il punto. Grazie. Ragazzi, Grazie per il vi suo saluto, intervento. vi ringrazio, buona Grazie. serata. Buona Ciao. serata, grazie. E collegato sempre a questo è arrivata una notizia da Viareggio. Cosa è successo a Viareggio? A Viareggio? Dico io, dici tu. No, vai. Preside cancella festa del papà, i genitori si ribellano e scuola cambia. Sarà giornata inclusiva. Una Sarà preside giornata che nel inclusiva. nome dell'inclusività voleva abolire la festa del papà, perché dice magari ci sono bambini che, essendo registrati come figli di due mamme, non hanno il papà e si potrebbero sentire esclusi, perché è a questo che si arriverà praticamente. È un po' il discorso che si faceva anche già qualche anno fa, quando c'era il governo il PD, tra l'altro, che c'erano alcuni presidi che facevano registrare i genitori con il nome genitore 1, genitore 2, e tu lì vai a capire chi è il genitore 1, chi è il genitore 2. Si sta stravolgendo quella che è la normalità. Per andare dove? Per andare verso una società, di compravendita di bambini, per andare poi usciamo anche in altri discorsi, però per rimanere nel tema, comunque son tutte delle situazioni che alla fine, non fanno del bene neanche agli stessi bambini. Prego, Scogna, vada. Grazie Ditto, grazie. Allora, la questione della maternità surrogata non c'entra assolutamente nulla con questa notizia che abbiamo appena È detto. collegata. Non è collegata, Sì, ma sì, questo sì, è un frutto. Ma di cosa? È un frutto, Ma di ma buona. cosa? È evidente che questa preside abbia dei problemi, dei seri problemi, e che non debba stare lì. La maggior parte della sinistra la sostiene. Scusami se ti... Vabbè, ma chi la sostiene ha un problema. Quindi e su questo la maggior parte della sinistra occidentale, non dico italiana, occidentale, ha un problema. Questo lo stai dicendo tu. Ma io sono d'accordo. Io sto dicendo che questa preside ha un problema, ed è oggettivo che lo abbia, perché non puoi fare uscite del genere. È come cancellare la festa del Natale. Avete rotto le Vogliono palle. fare anche quello. Avete rotto le palle. Vogliono Non fare è anche in quello. questo modo che si includono le persone, che si includono società diverse, che si include quello che volete includere. Non è in questo modo. Quindi è normale che questa persona abbia dei problemi. Ma questo non c'entra nulla con la questione maternità surrogata. Non c'entra nulla. Perché una persona di buon senso
Ma non sono persone, non esiste Una il persona di buon senso non farebbe mai quello che ha fatto questa, cioè non proporrebbe mai di Oddio. abolire la festa del E papà. cosa ne Oddio, penserà la Schlein oddio. di questo? Cosa ne Chiediamogli. penserà la Schlein? Chiamiamola, La non abbiamo il sosterrà, numero. evidentemente. Gaz non ha il numero della Shine. Purtroppo no. Oddio, non è che adesso, cioè è vero che magari la questione appunto delle registrazioni va tenuta un po' distinta rispetto alla quella della maternità surrogata, perché comunque son 2 argomenti diversi ma collegati allo stesso tempo. È anche vero che, quelli della piazza che hanno riempito piazza dov'è che era? La Scala, no, a Milano, la scorsa settimana che chiedeva la registrazione delle coppie gay, molte volte son gli stessi che a Natale ti chiedono di non fare i presepi perché può, offendere le altre religioni. Poi sono contro la festa del Che ti papà. chiedono, quella è gente che ha dei di abolire problemi, la è festa evidente. del Sì, ma papà. sono la maggior parte. Ma non Ma sono è la la maggior sinistra parte. italiana, pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Con padre e figlio Ruggero dei Timidi. Bella sta canzone, Vitto. Bella Bellissima, provocatoria. soprattutto Gaz l'ho provocatoria. visto, approvava, era molto soddisfatto. Come no, approvo ogni giorno questo tipo di canzoni che me la mettono a sorpresa. Comunque stavo Quindi dicendo io mi prima, dissocio Gaz, altamente, anche se son canzoni ironiche, però cioè veramente insomma, stavo va bene. dicendo prima, cioè veramente un pessimo presentatore. No, Noi ma è abbiamo vero, qui in ospite neanche la Annalice interpelli. Annalice Carozzi, direttamente da? Pieve Emanuele. Tu che sei una donna. Aspetta, dov'è Pieve Emanuele? Si trova nella zona provincia Sud Milano, vicino Rozzano, Opera, quei comuni. Ok. Allora, tu cosa ne pensi? Tu che sei una donna, che cosa ne pensi di queste pratiche di cui il buon Vittorio è un fans? Ma allora, da donna dico assolutamente sì, è vero, noi donne vogliamo essere libere di fare quello che vogliamo, ma la libertà fino a un certo punto, ecco. Quindi arrivare addirittura a vendere il proprio corpo, ecco, su quello sono, contrario, assolutamente. E a proposito di vendere il proprio corpo, Bravo. abbiamo Permetti prima di notizia. parlare, io comunque ovviamente Ancora? rispetto, mi fai finire? Aspetta. Cioè stavo dicendo, Questo è rispetto ovviamente quello che è il pensiero di Anna, che giustamente ha i suoi principi e i suoi valori ed è giusto rispettare i valori di ognuno, qualcosa che ad esempio Gaz non fa, essendo lui un socialista. Tutta la vita.
non sono un socialista, però non rispetto il pensiero di uno che vuole mettere in vendita un figlio. Cioè, secondo me non tutte le idee vanno rispettate. Però, Socialista? no, non tutte le idee vanno rispettate. Però, un giorno sarò una criminologa, ma intanto guadagno su OnlyFans. E questo è buono. Questo è buono. Chi è questa ragazza, Vito? Allora, sei una ragazza che è cresciuta oltretutto nella provincia di Milano, quindi un'eccellenza milanese, oserei dire. Appunto Ilaria Borgonovo, di 26 anni, che come giustamente anticipa il titolo sta studiando criminologia, quindi per diventare criminologa, però intanto ha deciso di utilizzare il proprio corpo come meglio crede, caro Gaz, e di fare del proprio corpo il proprio business. Quindi giustamente ha deciso di aprire un profilo OnlyFans. Buon Giusto. per lei, le auguriamo di far carriera sia come criminologa sia su OnlyFans. Adesso sinceramente non è che ci vedo nulla di male in questo social, anche se secondo me è un po' una società che ormai sta più sui social, più sui network che nella realtà. Proprio perché socialista. Quanti abbonamenti ce l'ha hai fatta. attivi su OnlyFans, Gaz? Zero, e non l'ho mai aperto, Quale nemmeno numero cercato. davanti? Quale Zero. numero davanti allo zero? Assolutamente zero. Mi piace di più la realtà, incontrare le ragazze dal quello vivo, anche a me. parlarci dal vivo. Comprare bambini dal vivo. No, comprare bambini dal vivo no, però insomma OnlyFans per carità, cioè ormai è la nuova frontiera, però insomma Secondo me questa qui è il tipo di ragazza a cui Gaz si abbonerebbe comunque. è Secondo me carina, sì, è è il carina. suo No, tipo. dai, si Con i abbonerebbe, capelli rossi, tra l'altro. abbonerebbe no, perché OnlyFans come ho detto non lo uso, però è carina, per carità. complimenti. 234.000 followers su Instagram e la doppia vita della sex influencer Ilaria Borgonovo, che a marzo 2022 è sbarcata sulla nota piattaforma Hard, dove in cambio di un abbonamento mensile a pagamento uomini e donne si fanno vedere senza veli, raggiungendo cifre da capogiro. Dottoressa in legge, quindi come tra poco... Quasi, faccia le corna. Laureata all'Università Bicocca di Milano, quindi vabbè, inferiore. Ovvio, No. non diciamo queste cose. Ilaria sogna di diventare una criminologa e frequenta un master in criminologia investigativa. Però io Insomma, mi chiedo, ma chi è che spende tipo 1.000 euro per vedere, non so, un video o sta qua che Ma si saranno spoglia? cazzi loro, Gaz, figa, cioè, devi mettere becco su tutto, cioè per te Ma la adesso, gente non può state fare calmi, quello che state vuole del calmi, del adesso, proprio calmi. denaro. Io volevo cioè. solo dire 235.000 follower Adesso, su Instagram più 1. salutiamo Ilaria, anche se continua a chiedermi chi è che va a spendere 1.000 euro per 5 minuti, per quanto? 10 minuti massimo? Come fai a sapere i tempi? Ma immagino, Quando- non lo so, dai, dici adesso. com'è il no, pirata è di il tempo fare. medio lo di so. durata, quindi... Ma il tempo Ah, ok. medio, cioè cosa devi fare adesso? Non so. Non lo so. Ma c'è mi anche chi sembra- conversa. Poi per carità, ognuno i leggi soldi Guerra e Pace, li non so. spende come Ognuno fa vuole, quello che però forse è anche meglio una cena Vito, con tu hai qualcuno. mai speso Comunque dei si soldi? vede che il signor Gaz non ha mai lavorato, cioè perché non ha proprio rispetto del denaro, cioè No, ma ha è detto, qualcosa che lui, cioè ma una anzi, persona ma sarà no, libera no. di Ma ha spendere i detto, propri ma soldi infatti, come ma infatti ho desidera. precisato, poi ognuno spende i soldi come vuole, come preferisce, però io sono sempre più Però però sono sempre più favorevole a vedere le cose, cioè, dal vivo, Non sono tramite socialista, uno però schermo. non sono socialista, ma Esatto. Si Insomma, diceva in un'altra maniera, però... si non- dice, ma per Gaz l'abbiamo adattato. Esatto. Comunque proprio tutti i difetti ce l'hai tu, Gaz, Sì, partenopeo, guarda, socialista, No, russo. il lato europeo non è un difetto, è un grande pregio. Assolutamente. Tutti i In difetti, alcuni E tra casi. l'altro, a proposito di partenopeo, complimenti al Milan, cioè meglio, all'Inter, al Milan, al Napoli che stanno andando avanti in Champions League. E a proposito di calcio, oggi è uscita una dichiarazione che secondo me, poi torniamo un po' al discorso dell'Hline, è vero. di questa è l'Hline che dice tifavo Milan, ma poi ho scoperto di chi era, poi sono passata alla Juventus e ora simpatizzo per il Bologna. E poi quale sarà la prossima squadra? Visto che non era neanche nel PD, adesso si ritrova pure a fare la segretaria del PD. Io tifavo Milan e dopo aver scoperto di chi era proprietario
ho tifato ancora più convintamente il Milan. Io non tifavo Milan, ma dopo aver Anch'io. scoperto chi fosse il proprietario del Milan, ho tifato ancora di più il Milan, motivo per cui ora tifo Monza. Comunque non me ne frega un cazzo di quello che pensa Ellie Stein, come cavolo si chiama. Comunque questo qui dimostra il livello, cioè, del giornalismo italiano, di tutte le proposte che Eli Schlein può fare come, giustamente, come leader dell'opposizione, si va a valutare qual è la sua squadra del cuore, cioè veramente Il livello è quello. Aggiungiamo proposte malate, perché comunque... proposte, Tra ma proposte almeno malate, un po' se po' di giudichi tutto. una proposta malata, comunque stai facendo bene il lavoro di giornalista. Sì, sono cioè, d'accordo, sono d'accordo. Chi cazzo se ne frega che squadra tifa Eli Schlein? Cioè, oltretutto, fatemi dire, aveva anche fatto bene a cambiare, poi cambi di nuovo quando hai scelto la squadra perfetta e Ma smettila di permettetemi, Cioè, cioè, laureato in giurisprudenza, quando sente che arrivano i magistrati, magari non... tu dovresti fare un po' il simpatico, visto che uno dei tuoi idoli è Gianni Agnelli, quindi... Quello sicuramente, quello sì. Non lo Grandissimo nego. Non lo l'avvocato nego. Cosa Agnelli. vorresti dire? Non lo nego, non lo Gianni nego. Agnelli? Non lo nego. Sì. Non lo nego. Allora, prima di chiudere, perché ci manca qualche minuto, c'è un'altra notizia. Stavolta però direi di far partire Anna dal dare una sua opinione, così, se no Esatto, l'abbiamo invitata esatto. e non gli diamo la parola. Leggi Gaz. Asterischi e schwa. L'Accademia della Crusca smonta il politically correct no all'introduzione artificiosa di segni grafici frutto di un'ideologia. Anna, cosa ne pensi? Sono d'accordo con la Crusca. Assolutamente. Io sono la Molto, molto difesa della lingua esaustivo. italiana, quindi assolutamente e d'accordo. soprattutto contro questa ideologia, un'altra ideologia maiata degli amici del buon Vito, però non voglio scatenare qua una rissa in diretta di nuovo. Perché no? Dai Vitto, dici Dai, cosa ne Vitto, pensi? tu cosa ne pensi? Dai, Vitto, Dai, non dici, sarai dici, d'accordo Vitto, anche con dici, questa su. boiata della Shoah? Sì, della Shoah, scusate, mi sono confuso con la Schlein. No, quindi- Marco, perché ognuno è libero di fare quello che vuole. Giusto. Quindi Anche- se io decido che si chiama Shoah, si chiama Shoah. Ma infatti, Ce l'ha giustamente, con cioè, te, tu Vitto, dovresti poter Infatti, cagare. Vittorio si chiamerà, da oggi lo chiameremo Vit con l'asterisco. Esatto. No, mica... E non ci puoi dire di no perché è un nostro diritto, È il è la nostro nostra diritto. libertà. Sinceramente potete fare un po' che cazzo vi pare, cioè, non è che me ne frega molto, quindi... In più lo schiavizzeremo perché siamo Esatto. a favore della schiavitù. Della schiavitù. Non è vero, non è vero. È vero. Purtroppo Teniamo a per precisarlo. voi due non siete delle belle donne, quindi non mi tocca declinare Sei anche l'offerta. omofobo adesso, è una roba pazzesca. Vedi che poi c'è tutta un'incoerenza qua, è un casino, è un casino. No, Gazze, sei tu che non hai capito un cazzo come al solito, è diverso. No, non penso. Che ne pensi, Vitto, di queste cose qua? Della Shoah, ancora con la Shoah, della Shoah e dell'asterisco. Ce la puoi fare, A me non entra proprio sta roba. È talmente assurdo. Sinceramente, cioè, non... prendo atto, non mi interessa, A sinceramente. nessuno interessa di sto argomento. No, io voglio dire Tutti qualcosa. democristiani, Io voglio Scogna. dire qualcosa. Tranne Scogna che di solito è il più democristiano, oggi invece ha voglia di dire. Vai. Esatto. Vai. Vabbè, sono qui, fatemi dire qualcosa. No, io ritengo che ognuno possa scrivere quello che vuole, come vuole. Aspetta. Ma se su documenti ufficiali porto l'esempio, ho scoperto che nel mio vecchio liceo la preside utilizza Gli asterischi. Sì, questa roba qui nelle comunicazioni ufficiali. Ecco, nelle comunicazioni ufficiali non puoi scrivere in questo modo, non ti posso prendere sul serio se scrivi in questo modo. Se parliamo tra di noi, scrivi quello che vuoi, scrivilo come ti pare, non me ne frega un cazzo, ma sulle comunicazioni ufficiali non puoi, non ti posso prendere sul serio. Quindi nulla. Cioè, la lingua italiana... Non serviva la Crusca, l'opinione dell'Accademia della Crusca non serviva. No, cioè, serviva. Ma non serviva. Almeno ha zittito tutte queste bambine coi capelli blu universitarie di Bologna. Cos'è che hai contro le bambine con i capelli Guardalo, blu? guardalo. Vendichi il diritto di acquistare bambine. No, ma perché la lingua italiana è sempre stata chiara. Per parlare al plurale o per parlare al generico si usa il maschile. Per dire ragazzi, ragazze, cose, si dice i ragazzi. Non si dice ragaz o ragazze con la schwa. Si dice i ragazzi. Con la schwa. I ragazzi o altre boiate del genere. Per il generico si utilizza
il plurale maschile. E queste femministe, queste persone qui, ragazze coi capelli blu, invece dicono no, il maschile è sessista, quindi noi ci inventiamo l'asterisco così per compensare questo nostro complesso di inferiorità. E vabbè. Però infatti, non è italiano. A livello di logica mi trovi anche d'accordo, ma è che non me ne frega, cioè l'atto pratico. Ma Cioè... non nelle comunicazioni ufficiali. Nelle comunicazioni ufficiali si parla italiano, si scrive italiano. E quindi dopo questa notizia noi ormai siamo giunti anche alla fine della trasmissione della puntata e vi salutiamo tutte con l'asterisco. Tutto? No, con l'asterisco. E vi rimandiamo, anzi vi salutiamo, per la prossima ci vediamo sempre qua su Radio Libertà. Non ho capito cosa ci vediamo qua su Radio Libertà. Non so, Anna, vorrei chiederti una cosa prima di andare in chiusura. mi confondo. Aiuto, dimmi. Allora, come ben sai, i nostri valori sono libertà, figa e piedini. Tu cosa ne pensi dei piedini, Anna? Non lo saprei. È un Vabbè, Anna non ha voluto rispondere, purtroppo. Va bene. Non tutti possono condividere i nostri principi, ne prendiamo atto. Siamo in un paese democratico. Grazie. Viva Radio Libertà, viva i Barbari Eleganti, viva i nostri ascoltatori. Un saluto a tutti. Ah, mai più.